Il segnale è molto chiaro, evidentemente la modalità con la quale oggi siedono i parlamentari, i deputati e i senatori non è di gradimento degli elettori, dei cittadini, e da quello che si evince anche dalla proposta di legge presentata neanche dai consiglieri regionali. C'è la necessità di rivedere quella legge attualmente in vigore. La nostra è una proposta molto chiara, perché non potevamo fare diversamente che quella di inserimento delle preferenze. Comunque sia, anche altre modalità di elezione e di sistema elettorale, che può essere anche il vecchio Mattarellum, quello dei collegi, comunque sia diversamente rispetto a quella attuale, sarebbe un ottimo segnale e forse anche un primo segnale di rifidelizzazione tra la politica, intesa come casta nella sua interezza, e i cittadini e il territorio. Questa è la finalità della proposta di legge e anche della prima, presentazione ufficiale questa sera a Limena.